qualche innesto potrebbe anche alzare il livello di una squadra che già comunque è competitiva. Seguiamo questa azione di attacco di Calagna, il cross e rete! E arriva il gol! Dovrebbe essere stato Lavardera o Di Mercurio? Vediamo il gol, bellissimo il traversone con il piede più debole tra l'altro di Calagna, il destro, ed è arrivato il colpo di testa vincente, era lì posizionato ad aspettare il traversone ed è stato Caronia a depositare il pallone in rete, il gol che arriva dopo 7 minuti. Tanti giocatori del Castellammare, quasi tutti sono praticamente dentro l'area per cercare magari qualche spizzata di testa, e infatti vedi cosa è successo. C'è stato il pareggio del Castellammare. Sì, il pareggio del Castellammare, però in un primo momento forse la palla ancora non era entrata, poi subito dopo una bella dormita direi della difesa del Partinico Dace e il lancio in avanti, Rampo, Mistretta, attenzione, limite l'aria, Rosone si blocca al momento del passaggio, Caronia al limite là dentro, Caronia raddoppia il Partinico Audace, ancora lui dall'angolo, attenzione alla palla, Gongo, attenzione, c'è il gol di Lampo, un'uscita un po' imprecisa, il Lampo di testa ha messo il pallone in rete. Se la vedrà con la corazzata Licata, cioè capolista del girone A del rigore, calcio di rigore. È stato un po' avventato veramente il tentativo, Mistretta, il tiro a rete, spiazzato il portiere del Castellammare, Mistretta ha messo in rete il gol del vantaggio